Sappilo, non son disposto a dimettermi. Silvano, non valevo le ciccioli. Silvano, Chico Buarque de Hollanda mi. Gira la rotola, 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 gira. Gira la rotola, 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 gira. La gira, Silvano, peggio per te. Buonasera. Amici di Silvano, puntata speciale dedicata alla pizza e non solo, la tradizione napoletana, possiamo dire così, sposata alla friulanità e non solo. Perché? Perché vi presenteremo questa sera qualcosa di particolare qui alla pizzeria 3 Stelle, anzi 3 Sorelle, pardon, di Reana del Royale. Allora, innanzitutto vedo che stai preparando già un qualcosa di specialmente parlando. 3 pizze normali per un cliente. Di che cosa si tratta? Sì, no, una pizza al prosciutto, una capricciosa e una margherita. Senti, da quanto tempo che hai aperto qua a Reana? Sono 3 mesi. 3 mesi che abbiamo aperto, ma abbastanza bene. La gente sta rispondendo, insomma. Sì. No, quello è l'importante. Senti, prodotti tipici? La mozzarella di bufala nostra campana che arriva direttamente dal mio paese. E niente, poi c'è il famoso panuzzo campano che con broccoli e salsicce. Però la salsiccia è friulana. Infatti non a caso abbiamo detto subito in premessa la tipicità della pizza napoletana sposata alla tipicità dei prodotti friulani. Infatti. Senti, che particolarità dai ai tuoi clienti? La pizza è abbondante, la pasta è molto digeribile e cerchiamo di fare il nostro meglio, di essere gentili e L'ospitalità e soprattutto il servizio. al massimo. Comunque vedo che è il forno classico. Sì, un forno elettrico con pietra refrattaria a 2 piani, a 2 camere. È un forno che va abbastanza bene. Poi la cosa fondamentale è praticamente l'impasto della pizza. Certo. Il forno è relativo. Usiamo un buon fior di latte, che è uno dei più diffusi qua in Friuli, che lo fanno a Villesse. La mozzarella montanara, tagliata alla julienne. La famosa julienne. Sì. Tanto nominata e pochi sanno che cos'è. No? Sì, no, vabbè, ma è abbastanza conosciuto. Senti un po', fino a che ora sei aperto? Da che ora apri e a che ora chiudi? La mattina siamo aperti da mezzogiorno alle 2, tutti i giorni tranne il martedì. Sì. E poi il pomeriggio dalle 6, 6 e un quarto così, fino alle 10 di sera. Fino alle 22 la gente può venire da te ad assaggiare la tua specialità pizzaiola. Poi so che stai organizzando qualcosa nelle prossime settimane. Sì. Poi dopo vi faremo vedere il famoso panuzzo campano Mega Maxi, che è una roba molto Eccezionale, no? molto esagerata. Di quelle uniche da mangiare, insomma. Tanto vedete che la gente sta arrivando, anche perché tu hai la possibilità non solo per asporto, ma anche se uno vuole si ferma qua a mangiare. Sì, può anche tranquillamente sedersi qua e gustarsela tranquillamente. Può degustarsela in compagnia, insomma, magari bevendo una buona birra e non solo, no? Sì. Senti, noi ti lasciamo finire un attimo la pizza, andiamo a sentire gli avventori. Lei aspetta la pizza o qualcos'altro? Aspetta, siamo amici. È bello, no, questo locale? Sì. E fa pure le pizze buone. E lei in attesa della pizza? Sì, esatto. Qua si mangia bene? Si mangia bene, poi l'ambiente è bello, è amichevole, per cui si sta bene, fare 4 chiacchiere. Bene. Molto confortevole. Esatto, molto confortevole, esatto. Poi qua è adatto per tutti, no? Per i bambini grandi e piccini. Esatto, per i bambini, adulti, poi ripeto, uno viene qui, fa 4 chiacchiere perché Gianfranco è un'ottima persona e si scherza, si beve mentre si aspetta. L'ora vola e poi si degusta la sua pizza. Esatto.
Sì. O si porta a casa, si prende e si porta a casa o si mangia qui direttamente. Si incontra qualche amico, si fa una bicchierata e passa la serata. Tre sorelle, pizzeria al taglio per asporto, gastronomia per asporto su prenotazione. Ogni 7 pizze maxi l'ottava è gratis. Dunque vedete, questo è il bigliettino da visita, lo teniamo a certa distanza perché tra l'altro siamo in via Vittorio Veneto, dietro la chiesa Ariana del Royale in pieno centro, dunque è facile da raggiungere. Abbiamo detto ogni 7 pizze maxi l'ottava è gratis. E conferma che lei, signora, questa degustazione? Vero? Vero, no? Particolare, Sì. no? Buona. Poi buona e merita venire a trovare, no? Sì, ogni settimana, 2 volte per settimana. Lei ne porta a casa pizza? Sì. Anche in grasso. Conferma anche lei? Confermo. È buona? Io non ingrasso invece. Si vede che la pizza è giusta. No, è buona, comunque è buona, molto buona. Sì. Consiglia di venire? Si consiglia di venire a mangiare anche il panozzo. Che dopo andremo a scoprire. Andiamo a scoprire. Ci sono vari tipi, uno più buono dell'altro. Allora, cominciamo dalla rappresentante del gentil sesso. Anche tu a mangiare la pizza qua? Ah sì, ma non parlo tanto italiano. Guarda che ce ne abbiamo tanti che non parlano neanche italiano. Di dove sei? Di Messico. Allora sei contenta? Sì, contenta. Avete mandato, come si dice, loro cantavano burro al vostro portiere, però... Quindi il burro sono i brasiliani. È buona la pizza? Sì, è buona. Vieni spesso? Sì. Comunque è buona, qual è la pizza che ti piace a te? Mi piace la 4 stelle. Magari la messicana, no? Con un po' di peperoncino? Sì, con un poco. Invece tu cosa ci racconti? Che noi abbiamo mangiato la prima pizza dopo un anno di trasferta all'estero e la prima l'abbiamo mangiata qua ed è la migliore. Tutto il Friuli? Tutto il Friuli. Non hai nessun dubbio? Tutto il Triveneto. Ancora di più? Ci allarghiamo. Certo, qua ci si allarga ma soprattutto si mangia bene, no? Soprattutto si mangia benissimo. Poi qua c'è anche la possibilità, no, di fermarsi a trovare gli amici. Certo, bere qualcosa in compagnia, raccontarsela un po'. Poi resta quella tipicità friulana, no? Certamente. Confermi anche tu? Certo. Ti vedo più sorridente. Dì la verità, ti aspettavi le miss? Sì. C'è andato a buca. Non importa, dai. No, ma torneranno. Va bene. I impegni dell'ultima ora non riescono a partecipare. Senti un po' invece, lui ha detto che qua è la migliore del Triveneto, tu invece cosa vuoi aggiungere? Io non so perché mi ha portato lui qua, però. Poi affida che hai già mangiato la pizza. Per il giro, anche così, allora dopo porteremo gli amici. Ti piace il posto così? Sì, è bello, sì, anche questo colore rosso col bianco così. Che dà quella specialità, no? Sì. Qual è la pizza tua che, diciamo così, che non scordi mai? Ma a me piace il calzone, dopo mangio Vista anche la temperatura. Sì. Bene, allora un po' di tutto, sì. Bene, allora vi lasciamo in tranquillità e soprattutto in attesa di degustare una buona pizza. Senti, ma la particolarità di questo panozzo viene fatto con acqua, sale? Sì, acqua, sale, lievito e farina. In realtà è lo stesso impasto della pizza, non cambia niente. È solo un po' la particolarità nello spianarlo. Cioè, E quanto deve stare poi in forno? In forno 2-3 minuti. Che c'è giusto una scottatina? Sì, 2-3 minuti, poi dopo viene farcito, lo tiriamo fuori, viene farcito e poi dopo viene rinfornato nel forno. Ma è una specialità che fai proprio tu qua nella zona? Oppure... Sì, questo panozzo così grande non lo fa nessuno qua. Lo facciamo solo noi qua alle Tre Sorelle. Chiaro. Senti una cosa, qua quante... Almeno qua in Friuli. Almeno in Friuli siamo sicuri che sei solo tu. Volevo chiederti, qua quante porzioni vengono fuori? Beh, qua diciamo che all'incirca mangeranno 4-5 persone, 6 persone. Poi secondo di... Mangio che già un panino qui sia già sì. sostanzioso. A secondo della persona poi del mangiare e tutto quanto.
Adesso lo andiamo... Benissimo, adesso andiamo a infornarlo, noi ci spostiamo, che così ti lasciamo, onde evitare, sai com'è, ecco, potete vedere, vedete, facilissimo anche da... E adesso per 2 minuti va al forno e poi quando sarà pronto andremo a vedere com'è. In attesa del panozzo è arrivato un altro avventore. Allora, le patate non sono arrivate, però le patate fritte sue sì. Sì, speriamo. No, arrivano. Sì, grazie. Ma le patate? Ho già cenato. Sì, mentre guardo la partita. Mi gusta più la partita. Sì, adesso è finito il primo tempo. Ti dice quanto è il risultato? 1-0 per l'Uruguay. L'Inghilterra... Bene, la lasciamo in attesa delle patate. Ecco che guarda come si gonfia. E potete vedere in propria presa diretta come si gonfia il panozzo. Guardate che roba, sembra che ci sia sembra addirittura che ci sia guardate che roba. Guardate che roba. Come si è gonfiato proprio dal vivo. Nemmeno le ruote della Ferrari sono così gonfiate. Adesso attendiamo che il padrone di casa arrivi e ci spieghi cosa inserirà. Abbiamo detto kebab, kebab. Adesso l'apriamo. Tanto hai portato le specialità? Sì, le classiche per il kebab. La carne cos'è di maiale? No, capra e pollo mischiato. Nostrano? Sì. Qua si fanno cose turche. Sì, infatti. E il panozzo sta per terminare la sua operazione iniziale. Panozzo che, come potete vedere, in poco meno di 10 minuti tra il momento della rullatura, della fornatura e poi di tutta l'operazione di riempimento si consuma, e adesso non resta che dire: allacciate le cinture, si parte, let's go, ma soprattutto se magna. Tutti ammaliati da questa specialità, soprattutto perché non vedono l'ora di cominciare a metterla sotto i denti, che è la cosa fondamentale, no? Perché sotto i denti si sa, e poi basta vedere il sottoscritto, non è un vegano. Le patate al signore. Bene, contento del servizio? Sì, preciso. Come al torno a via della partita, perché attacca all'Inghilterra. Esatto. Per il buon gol, va fuori, finalmente chi benedetta è lontana e perfida Albione la maneggiare. Già. L'inglese ha stufato. Puas. Ha stufato, dai. No, sono contento. La Spagna, sì, ha stufato. Anche l'Inghilterra. Non so, non mi esprimo. Bene, la lasciamo le patate, grazie. Chiudiamo la puntata di Silvano con la parmigiana, sì, fatta da lei. Fatta da me, sì, questo è un tipico prodotto campano, almeno come la facciamo noi, e penso che sia piaciuta, tutto qua. Io posso dire che l'ho assaggiata ed era buona. Ed era buona, e questo è l'importante, noi puntiamo soprattutto sulla qualità dei prodotti. È una cosa importante. Sì, sulla qualità dei prodotti soprattutto. Che particolarità, senza svelare tutta la ricetta, ma soprattutto quali sono quelle cose in più che metti dentro nella... Allora, io personalmente uso le melanzane, dopo averle tagliate, le impano sia nell'uovo che nella farina, poi le friggo e poi inizio a fare gli strati con la mozzarella, il prosciutto e il sugo, e così, e il parmigiano. Allora, non resta che dire ai nostri telespettatori, per assaggiare la miglior parmigiana del nord-est... Basta venire qui alla pizzeria Le Tre Sorelle e li aspettiamo con piacere. E soprattutto è tutto fatto in casa? Tutto fatto da noi, non compriamo niente di già pronto o surgelato, assolutamente. Tutto... Allora, io non posso fare promozione perché altrimenti l'ordine dei giornalisti mi tira per le orecchie, ma io dico un'altra cosa: sì, se la mia bocca ha detto ok, non resta che venirvi a trovare. Vi aspettiamo con piacere a tutti, grazie. No, premessa, non è pubblicità. Silvano
non valevo le ciccioli. Silvano, Chico Buarque de Olanda mi. Gira la rotola, 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 gira. Gira la rotola, 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 gira. E la gira, Silvano, peggio per te. Silvano, peggio per te. Bada badi bada bada